Sono stremati i medici di base del Veneto e 1 su 3 si dice pronto a scioperare. I sindacati hanno già ufficializzato lo stato di agitazione e l'ipotesi è quella di una mobilitazione a partire dal 10 di febbraio. Qual è il tema? La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la decisione da parte della regione di chiedere ai medici di base di aumentare il numero degli assistiti da 1500 a 1800 pazienti per medico. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 20 gennaio 2022, la prima notizia del giorno riguarda la grande insofferenza dei medici di base del Veneto. Parliamo di 3.880 professionisti che denunciano la mancanza di una vera programmazione territoriale e si scagliano contro la regione, di cui denunciano il silenzio assordante. Insomma, medici di base lasciati soli con quintali di burocrazia, questo è un altro tema, il nodo informatico per la gestione dei dati, ma soprattutto gli adempimenti burocratici appunto che pesavano per il 40%, dicono i rappresentanti sindacali dei medici di base del Veneto, ma ora la burocrazia è un macigno che ci occupa per l'80% del nostro lavoro. Vedremo insomma se da parte della regione ci saranno delle reazioni e delle iniziative volte a scongiurare questo sciopero che arriverebbe proprio in un momento di massima difficoltà da parte del sistema sanitario, assolutamente sotto stress in ogni sua articolazione, e infatti c'è la consapevolezza da parte dei medici di base di questo, e appunto nessun medico vuole creare disagio agli assistiti. Cercheremo, dicono i sindacati, di trovare forme per manifestare la nostra sofferenza, creando il minor disagio possibile ai cittadini. Procediamo con la seconda notizia di oggi e parliamo di tratta di esseri umani, traffico di migranti. I signori della tratta erano anche veneti. Uno di questi, residente a Fossalta di origini irachene, veniva chiamato il Re d'Italia. Gestivano decine di sbarchi, anzi migliaia, 1.120 clandestini sarebbero arrivati sulle coste italiane, portati da questa organizzazione che incassava dai 6 ai 10.000 euro a testa. Insomma, affari d'oro, speculando sulla disperazione chiaramente, ma anche sulle leggi complesse, farraginose che regolano l'immigrazione nel nostro paese. Associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è l'ipotesi dell'accusa. Ci sono 52 indagati. Il boss, abbiamo detto, catturato nel veneziano assieme al fratello, quindi 2 finiscono in manette appunto nel nostro territorio. E sui quotidiani locali di oggi, La Nuova di Venezia, Il Gazzettino e anche Il Corriere del Veneto, ci sono tutti i dettagli dell'operazione delle forze dell'ordine e anche viene ricostruita la storia di questi personaggi. Ma noi adesso torniamo a parlare del caso veramente incredibile e preoccupante del data breach avvenuto negli scorsi giorni dopo l'attacco hacker all'ULSS 6 Euganea, con la pubblicazione di oltre 9.000 file contenenti i dati sanitari dei cittadini padovani e altri dati sensibili anche del personale sanitario. Insomma, un vero e proprio scandalo. Oggi sul Mattino di Padova, che sta seguendo l'evolversi della vicenda, devo dire in modo estremamente puntuale, troviamo un nuovo
pezzo che contiene il parere di un esperto di cybersicurezza, Pierguido Iezzi, a cui viene chiesto dal giornalista del Mattino Claudio Malfitano un parere appunto sull'attacco all'UL6. Dice alcune cose interessanti questo esperto. Intanto, per cominciare, una cartella clinica varrebbe sul mercato nero circa $1.000, e quindi l'ipotesi è che i dati pubblicati nel dark web siano soltanto una parte di quelli rubati dagli hacker all'ULS, e che appunto i criminali stiano trattenendo invece altri dati per poi metterli direttamente in vendita. Questa ovviamente è un'ipotesi. Ma l'altra cosa interessante che ci dice oggi l'esperto di cybersicurezza è che gli ospedali sono a tutti gli effetti nel mirino degli hacker, ma soprattutto che da analisi fatte dalla società di cybersicurezza di cui Iezzi è appunto amministratore delegato, le vulnerabilità nei sistemi di sicurezza informatici degli ospedali della sanità ci sono. Su un campione di 20 aziende ospedaliere erano l'80% gli ospedali analizzati potenzialmente a rischio, quindi molte aziende sanitarie non sono completamente attrezzate per una protezione da cyberattacchi. In particolare abbiamo visto a Padova ben 3 diversi responsabili dell'unità servizi informativi dell'UL6 si sono avvicendati negli ultimi 4 anni, non è stata garantita la continuità necessaria a seguire il settore. Ancora l'esperto mette in allarme rispetto allo smart working, e in particolare spiega che in questo periodo gli ospedali e le strutture sanitarie sono tra le realtà più a rischio per 3 motivi. Il primo, che ovviamente il sanitario è il comparto che più ha dovuto spingere sulla digitalizzazione a causa della pandemia. Il secondo, c'è proprio appunto la situazione estremamente caotica legata all'emergenza Covid, con maggiori richieste, insomma un maggiore pressing sulla sanità. E in terzo luogo appunto lo smart working, che l'esperto definisce di fortuna, con strumenti e software spesso non allineati ai migliori standard. Insomma, questo è il quadro. Vedremo come proseguirà la vicenda. Intanto ricordo il numero verde predisposto dall'ULS 800 184 779, con il quale i pazienti, i cittadini padovani possono contattare l'azienda sanitaria per sapere che fine hanno fatto i loro dati sensibili. Ricordo anche che in regione c'è la richiesta da parte dell'opposizione che Zaia venga a riferire in aula, in consiglio regionale, sulla situazione e sull'incredibile, clamoroso e veramente molto vasto data breach della sanità veneta. Proseguiamo e parliamo ancora del litigio in casa Lega. Continuano a litigare gli esponenti della Lega Veneta. Oggi abbiamo 2 pezzi grossi, Roberto Marcato, assessore regionale da un lato, e Alberto Stefani, coordinatore regionale, sull'altro angolo del ring. Scelgono rispettivamente le pagine del Corriere del Veneto e quelle del Mattino di Padova di oggi per dare 2 interviste in qualche modo di segno contrapposto. Partiamo da Stefani, il coordinatore regionale, che censura le parole di Darè, europarlamentare, e parla di una violazione grave da parte di Bano, il sindaco di Noventa Padovana, che aveva criticato la candidatura dell'imprenditore Peghin come sfidante di Sergio Giordani, sindaco di Padova, alle prossime elezioni amministrative. Il tema delle amministrative di Padova è il principale forse ambito e pomo della discordia all'interno di questo maxi litigio nella Lega Veneta. Si toglie qualche sassolino dalla scarpa, Stefani dice spiace che il sindaco Bano ricambi così il sostegno ricevuto per la sua elezione, e insomma promette di aprire il confronto nelle sezioni. Ma vediamo come risponde in qualche modo Marcato nella sua intervista. A dir la verità risponde soprattutto a Massimo Bitonci, che ieri era intervenuto
sempre sulle pagine del Corriere del Veneto, per dire che la candidatura di Peghin a Padova era blindata e decisa da Roma. Cosa dice Marcato? Decide Roma, mi vengono i brividi, e chiede con forza congressi perché altrimenti la rabbia esplode. E se Marcato, il bulldog Marcato come è soprannominato, promette esplosioni di rabbia, insomma è il caso di preoccuparsi. Sul caso Peghin, quindi sul caso delle amministrative di Padova in particolare, Marcato dice chiaramente che il metodo è sbagliato e bisogna stare attenti a non rifare gli errori ditosi. Le candidature devono sempre essere state decise, sempre essere decise dalle sezioni, come è sempre stato, le sezioni locali, e poi avvallate dai livelli superiori. Insomma, grandi mazzate in casa Lega. E sulle pagine del Mattino di Padova il neoeletto segretario cittadino del PD di Padova commenta: Peghin, il candidato del centrodestra, è teleguidato da Salvini. Insomma, si apre la campagna elettorale a Padova con questo grande litigio tra leghisti. E sarebbe interessante sentire cosa ne pensa il resto del centrodestra, che per ora però è rimasto in silenzio. Proseguiamo allora con un'altra notizia sempre dal capoluogo euganeo. Anche la CGIL si schiera a favore della statua di una donna in Prato della Valle. La proposta, nata da Margherita Colonnello, consigliera comunale del Partito Democratico, e da Simone Pellitteri della lista civica del sindaco, che hanno individuato in Elena Cornaro Piscopia la donna a cui intitolare la scultura. Insomma, una proposta che trova sponde in diversi mondi, ora anche nel mondo sindacale. Le sindacaliste e le pensionate infatti della CGIL hanno detto, si sono espresse a favore e hanno sottolineato che anche soltanto aprire il dibattito è una vittoria perché produce un cambiamento. Insomma, un dibattito che si svolge in questi giorni in cui Padova è sotto la lente di ingrandimento ed è su tutti gli schermi di tutta Italia per le sue bellezze, anzi per le sue meraviglie. In questi giorni è andata in onda la puntata appunto del programma di Alberto Angela dedicata alla città di Padova, il programma Meraviglie. 3 milioni di spettatori per le bellezze di Padova. E chissà che a queste bellezze non si aggiunga anche la prima statua di una donna in Prato della Valle, dove attualmente sono 78 i monumenti che raffigurano personaggi maschili del passato. Proseguiamo con una notizia flash, la troviamo sul Gazzettino di oggi. Il titolo è in qualche modo buffo: il Mose sale in cattedra, sarà materia di studio per gli universitari. Insomma, un piano didattico con un'intesa tra ministero, commissari e atenei veneziani. Dice la commissaria al Mose, c'è la volontà di far conoscere un'eccellenza italiana. Insomma, gli studenti universitari studieranno questo sistema unico al mondo e il commento naturalmente è: chissà che non capiscano come farlo funzionare davvero. Infine una notizia flash: il pastificio, la pasta Zara, il pastificio di Riese Pio X in provincia di Treviso ha vinto una battaglia legale per l'uso del nome Zara contro il colosso iberico dell'abbigliamento, il marchio del gruppo spagnolo appunto omonimo, noto in tutto il mondo. Insomma, la pasta Zara potrà continuare ad utilizzare il suo nome perché è risultato griffe più antica e inoltre gli spagnoli non hanno alcun diritto nel settore alimentare. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, per oggi è veramente tutto. Una buona giornata a tutti voi.